Bentrovati, oggi vi presento la società sarda dal XV al XVII secolo. La società sarda era composta dalla nobiltà, il clero, la burocrazia e il popolo. I nobili erano i privilegiati da tempi lontani. Chi erano questi nobili? Erano la nobiltà feudale, i nobili con e senza titolo e i cavalieri. Molti feudatari abitavano in Spagna e facevano amministrare i loro feudi a podatarius o regidoris, mentre i medi e piccoli feudatari abitavano in Sardegna come i famosi Alagom e Castelvì, i quali, come abbiamo visto, spesso erano in guerra tra di loro con l'amministrazione e con i burocrati anche perché volevano mantenere e non perdere ciò che avevano ottenuto nel tempo. Inoltre volevano avere anche delle cariche pubbliche. I nobili non feudali potremmo dire, i nobili non feudali, e burocrati e togati, spesso avevano il loro potere nei pubblici uffici attraverso l'eredità. Ulteriormente c'erano i nobili che in passato erano dei mercanti, come gli Eimerich o gli Eimerick, i quali avevano comprato feudi come può testimoniare il castello di Lacconi. Di consuetudine, nel Medioevo e nei tempi moderni, i matrimoni tra famiglie di sangue nobile, come abbiamo visto anche nelle precedenti lezioni, erano graditi e ben organizzati nel modo tale da non perdere il potere pubblico e non disperdere i propri beni. Anzi, erano occasione di estensioni e di conseguenza la classe sociale era chiusa, quindi non era una classe sociale aperta come possiamo vedere oggi. I nobili minori e i cavalieri arrivavano dalla borghesia rurale o dall'agricoltura, dall'amministrazione di poco conto e dalla borghesia cittadina. Nel XVI secolo la nobiltà sarda non viveva nell'oro perché le rendite feudali erano assai basse e incassavano grazie alle ipoteche, a piccole pensioni, alle entrate degli uffici pubblici e alle loro proprietà. Mentre il clero aveva tanta gente da sfamare dal momento che in Sardegna la popolazione scarseggiava. Inoltre al clero regolare erano presenti gli ordini religiosi. Gli arcivescovi di Cagliari, Oristano e Sassari avevano tanto personale che li aiutava. Inoltre bisogna rimarcare che in ogni cattedrale operava un capitolo composto da canonici titolari di benefici e rendite ecclesiastiche, quindi è un qualcosa di non poco conto. Rammentiamo i grandi ordini religiosi dei Cappuccini, dei Domenicani e dei Gesuiti. Il clero aveva voce in capitolo per la giustizia e non solo quella religiosa, dal momento che gli uomini di chiesa avevano l'immunità, il diritto di asilo e potevano imporre tributi. Nel XVI secolo in Sardegna aveva preso vita il Tribunale dell'Inquisizione con sede in Cagliari prima e a Sassari dopo. Bisogna mettere in chiaro che le cariche negli uffici ecclesiastici più importanti, come la nomina dei vescovi, dei canonici e nelle abbazie, erano nelle sole mani di chi? Dei nobili. Per di più la burocrazia era formata da nobili e amministratori finanziari delle città. Potremmo dire che in questa società erano presenti anche i letrados, i quali svolgevano delle mansioni di poco conto e appartenevano a famiglie minori dei villaggi e delle città. Successivamente c'erano gli esercenti, dottori, miliziani di grado inferiore, amministratori delle torri. Il popolo
ovviamente era molto numeroso e composto da diverse genti. Nelle città operavano i mercanti di frumento, di bestiame, di vino, di pesce, dei prodotti delle miniere e di sale, diciamo i cosiddetti commercianti. La maggior parte di essi vivevano nelle città ed erano di origine genovese, napoletana, provenzale e siciliana. La maggior parte delle persone in codesta società erano agricoltori con differenti condizioni economiche. Infatti era presente una borghesia rurale ricca in cui si evidenziava la diversa posizione economica con i giornalieri nulla possedenti. Infine c'erano i pastori che praticavano un'antica pastorizia legata, come abbiamo visto anche precedentemente nelle altre lezioni, alla transumanza. Bisogna rimarcare che nelle città era nata una cultura ispanizzata, influenzata anche da quella italiana, in cui si erano messi in luce alcuni letterati come la Raolla, il quale aveva lavorato tanto per dare valore alla lingua e alla letteratura sarda in sardo. Le tasse erano diverse, come dice lo storico Manlio Brigaglia, testuali parole. Scusate un attimo, prendo tutto sempre dal mio testo Sardegna, storia e società moderna e contemporanea. Allora, il professor Brigaglia ci dice questo. I tributi che i feudatari imponevano erano diversi e oppressivi. Si distinguono in tre tipi principali. Tributi personali, che erano quelli direttamente collegati al rapporto personale tra il feudatario e il suddito. Tributo reale, quelli pagati direttamente al re dal suddito. Tributi giurisdizionali, quelli legati alla sfera della giurisdizione connessa all'esercizio del dominio feudale. Continua il professore. I 5 tributi principali, quelli cui praticamente nessuno sfuggiva, erano il feu o foccatico, pagato da ogni suddito in quanto tale, sulle ahorro de corte o terratico, che era il principale tributo degli agricoltori e consisteva in una parte del grano e dell'orzo seminato. Sarroadia, che consisteva nella prestazione gratuita di un numero di giornate di lavoro agricolo a favore del feudatario. Suddeghinu o erbaticu, che era il tributo principale dei pastori e consisteva nel versamento di un capo su 10. Poi avevamo i comandamenti domenicali, continua il professore, erano le altre prestazioni gratuite di lavoro dovute a diversi titoli al feudatario. Inoltre, sudditi dei piccoli villaggi dovevano pagare altri tributi feudali. E continua sempre il professor Brigagli. Sammacinzia era la multa che si pagava per gli animali tenturati, cioè trovati sui terreni seminati. L'incarica, che in origine era una multa pagata dall'intero villaggio quando si commetteva un delitto e non se ne scopriva, e se non se ne scopriva il colpevole. Poi avevamo la cancelleria, le spese che il feudatario incontrava nel mantenere carceri e carcerieri. La vasta serie di tributi connessi alle cause civili e criminali discusse davanti al magistrato baronale. Continua il professore. Il laudemio, che si pagava quando si vendevano terre o altri beni immobili. Il diritto di guardia per le opere di difesa delle coste, Sascolca, per la vigilanza sulle terre coltivate, e si pagavano tributi per il vino e il mosto, per vendere la carne, per pesare il formaggio, per pescare negli stagni e nelle tonnare, per tenere forni e mulini, conclude il professor Manlio Brigagna. Quindi vediamo come le spese erano tantissime e quindi la povera gente era sempre sottomessa a questo grande sistema feudale.
Rammentiamo che inoltre avevamo, e non dimentichiamo appunto, rammentiamo che la Chiesa prendeva la 10ª parte del prodotto agricolo e di conseguenza anche le liti erano assidue. Infatti in questa società, potremmo ritenere una società complessa, in cui le liti tra le oligarchie delle città di Cagliari e di Sassari e tra feudatari e vassalli nel XVII secolo avevano dato anche dei capitoli di grazia. Per non far mancare nulla, il popolo si lamentava per le ingenti tasse che stavano andando oltre la norma, quindi contro la normalità, potremmo dire, tra virgolette. La società sarda nei secoli XVI e XVII, XVI e XVII, non era riuscita a sistemare i problemi evidenziati nei parlamenti precedenti, dove si ragionava sulla arretratezza del mondo agricolo e pastorale, sui problemi attinenti all'istruzione nelle università, sulla sicurezza nelle coste marine e il problema attinente appunto alla comunicazione in Sardegna, le strade sarde. Qua posso fare riferimento ai dati che prendo dallo studioso Francesco Carboni. Il professor Carboni ci dice che nel 1688 la popolazione sarda era formata da 230.267 abitanti, dei quali 16.276 a Cagliari, 8.403 a Sassari, 2.784 a Oristano, 3.155 ad Alghero, 3.832 a Iglesias, 3.023 a Bosa, 1171 a Castella Aragonese, 134.000 scusate, e 992 nel villaggio del Capo di Cagliari e Gallura, nei villaggi del Capo di Cagliari e Gallura, 56.631 nel Capo di Sassari e Logudoro. Continua il professor Francesco Carboni. Nel 1698 in tutto c'erano 260.486 abitanti, dunque 30.219 abitanti in più, con incrementi in Sassari 11.728 e nei villaggi 150.923 nel Capo di Cagliari e 65.076 nel Capo di Sassari. Oristano contava 3.042 abitanti, Alghero 4.801, Iglesias 5.417, Bosa 3.335, Castella Aragonese 1.380, con diminuzioni a Cagliari, ovvero abitanti 14.784, conclude il professor Francesco Carboni. Infine, quando la Spagna, potremmo dire, stava concludendo il suo splendore, non manifestava tanto interesse per l'isola di Sardegna, in quanto la lasciava al suo destino. Tutto questo sistema socio-economico, in conclusione, potremmo dire che resterà anche col nuovo padrone e il passaggio ai continentali era alle porte. Chiudo questa parte attinente alla società sarda dal XV al XVII secolo, dandovi appuntamento alla prossima lezione e ricordandoci sempre di tutelare, valorizzare e promuovere la lingua e la storia sociale di Sardegna in ogni suo aspetto. In buon ora.